Aggredita brutalmente dal compagno che l'ha presa a calci colpendola al volto, al torace e alle gambe, ma la furia dell'uomo non ha risparmiato nemmeno l'amica della fidanzata ospite in quel momento in casa. È accaduto ieri mattina in un appartamento in via d'Osturzo a Treviso. Le due amiche, italiana l'inquilina, colombiana l'altra, dopo aver trascorso la nottata in un locale cittadino, erano andate a riposarsi nell'appartamento. Qui le ha raggiunte il fidanzato dell'italiana, 37 anni, dominicano, domiciliato a Preganziol. Per ragione ancora in corso di accertamento, l'uomo, dopo essersi impossessato dei cellulari delle donne, presumibilmente per impedire loro di chiedere aiuto, si è avventato sulla compagna picchiandola selvaggiamente. Botte, sia pure in maniera meno violenta, anche all'amica colombiana, che è riuscita a chiedere aiuto ad un vicino di casa. Subito sono stati allertati i carabinieri e il 118, mentre l'aggressore faceva perdere le proprie tracce. La fidanzata, picchiata con inaudita violenza, è stata trasportata all'ospedale dove, vista la gravità delle lesioni riportate, è stata anche sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Nel frattempo i carabinieri si sono messi alla ricerca dell'aggressore, che è stato rintracciato poco dopo ed arrestato con le accuse di tentato omicidio, lesioni personali gravissime e rapina aggravata. Sconcerto tra i parenti della donna, che raccontano di una relazione burrascosa, anche se non violenta, fino a ieri. Che litigavano spesso, venivano su da me in lacrime e io, piuttosto di dirgli, mettergli una mano sulla spalla e dirgli lascialo, dirgli che non lo vuoi più, ecco tutto, lei aveva già paura, aveva già timore e veniva infastidita da me a dirmi che potevo cambiare la porta, i serramenti della porta, ecco. E io ho detto sì, ok, te lo cambio, però dopo che io avevo detto se succede qualcosa o viene da te mi chiami a me, io ho detto, però non è stato così. Sono rimasta malissimo quando ho scoperto quello che lui gli ha fatto, quello che era successo, perché comunque noi l'avevamo avvisata di non andare via, di lasciarlo perdere, di farsi la sua vita e di dimenticarsi di lui, ecco. Il 37enne è ora rinchiuso nel carcere di Santa Bona in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.